Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo quest'oggi in compagnia di Emiliano Facchinetti, detto Emi. Buongiorno Emiliano, grazie per essere con noi. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Racconteremo, Emiliano, una storia che ti vede protagonista ovviamente, nella quale ci sono uno smisurato affetto fraterno e una solidarietà fraterna meravigliosa. Un periodo particolare della storia del nostro paese, che sono gli anni a cavallo tra i 70 e gli 80, e quindi un periodo anche caratterizzato da una certa forma di criminalità. Poi spiegheremo meglio cosa vuol dire. Una storia molto avventurosa e alla fine cercheremo di capire anche che cosa questa storia ha avuto come effetti pratici nella tua vita, nel tuo contesto sociale, nella tua attività. La storia è quella soprattutto di tuo fratello, perché così si intitola il tuo libro. L'hai scritto, mi sembra, più di 20 anni fa, la prima edizione, è stata ripubblicata l'anno scorso, 2 anni fa, da Algama Editore, grazie a Edoardo Montolli. Mio fratello più grande, la vera storia del bandito che doveva uccidere Berlusconi, il titolo. Da qui è stato tratto anche un bel documentario, poi chi ci segue troverà tutti i riferimenti nel link durante questa conversazione per andarsi a vedere le 4 parti di questo documentario, che ha delle musiche bellissime, un tema che hai composto tu tra l'altro. Sì, ho fatto qualche... E ci sono delle illustrazioni che hai sempre composto tu, perché tu sei soprattutto un artista e uno scultore, oltre che un bravissimo disegnatore. Il documentario si intitola più o meno come il libro, Mio fratello più grande, il bandito che doveva uccidere Berlusconi. Allora, la storia quando inizia esattamente? Vediamo di condensarla per sommi capi, anche se è una storia molto avventurosa dalla quale altro che un documentario si potrebbe trarre un film, e di quelli particolarmente vivaci, no? Come inizia questa storia? Perché si diventa banditi? Cioè, come hai detto tu, è una storia molto lunga e molto strutturata, perché c'ha molti punti di vista, insomma. Poi è cominciata negli anni 70, insomma, nel 1979, 78, 79. Mio fratello era a letto a dormire praticamente e... Tuo fratello Pierluigi Pierluigi, che poi, sì, come ha raccontato anche Edoardo Montolli, sì, col suo documentario, diventerà il ricercato numero 1 in Europa a un certo punto, un famoso bandito, tra virgolette. Sì. Poi bandito è una definizione che mettiamo magari anche in discussione. Sì. Lascio a te la definizione corretta, perché è stato molto di più tuo fratello che non questo. E il punto di partenza però lo collochiamo in che anno? Erano gli anni 70, 77, sì. 78. Praticamente abbiamo subito un furto e mio fratello in quel momento era a letto a dormire. Insomma, adesso non la faccio lunga, sì. Praticamente durante la denuncia di questo furto nella caserma dei carabinieri è stato picchiato lui e anche mia mamma dai carabinieri, e da lì è iniziato un po' questa... Perché tra l'altro vi siete accorti che parte di quello che vi era stato rubato era sparito. Era sparito, ma non per colpa io l'ho tenuta corta perché sennò non finiamo più l'intervista, però in pratica parte della refurtiva se l'è tenuta un carabiniere. Mio fratello ha denunciato questo carabiniere, il capitano si è incazzato, ha pestato lui e poi ha pestato anche mia mamma. Insomma, sono arrivati a casa lividi tutti e due. Voi avevate un'attività? Avevamo un bar pasticceria. E da lì è iniziata un po' questa avversione verso le istituzioni, e i momenti erano gli anni 70. Dalle nostre parti c'erano veramente tanti ragazzi che facevano rapine, perché è un fenomeno che è stato studiato poco. C'era per esempio a Roma... Ecco, qual era il contesto sociale? Il bar è un luogo nel quale si sintetizzano, no, le caratteristiche di una certa epoca, di una certa società. Certo, il contesto sociale di quella fine anni 70 qual era? Ma era un bar per... Tu eri un ragazzino. Io ero un ragazzino, avevo 8, 9, 10 anni, una roba del genere, e il nostro bar, però gestito dal mio papà, era frequentato da giovani. I giovani c'erano i ragazzi di destra, ricordiamoci che in quegli anni... Una fase di politicizzazione. Sì, la società dei giovani era molto politizzata, no?
c'erano quelli di destra, quelli di sinistra, erano abbastanza violenti, convinti di quello che pensavano, e c'erano anche questi ragazzi che facevano rapine, ce n'erano veramente tanti nella nostra valle. Cioè, stiamo parlando della Val Cavallina. Val Cavallina, una valle che si sviluppa per siamo 30 intorno a Trescore chilometri, balneario, vicini sì, al lago di Endine, al lago di Iseo. zone bellissime, Bellissime, fulcro della bergamaschità, sì, diciamo così. muratori, ma anche rapinatori, insomma. E io li ho contate una volta, erano una sessantina. No, mi interessava molto ce n'era questa cosa, perché veramente tu hai avuto modo di dire, di osservare, che c'era anche una certa solidarietà, diciamo, sì, anarchica sì. tra tante persone, Sì. no? Anche in un rapporto di ostilità rispetto alle istituzioni. Ma ostilità anche all'interno delle alterità, loro... diciamo, Sì, ma c'era ostilità addirittura tra una banda e l'altra, tra una batteria e l'altra. Per esempio la batteria di Casazza, che era una cittadina che c'è tra Lovere e Trescore, che sono gli estremi della Val Cavallina, non si potevano vedere con quelli di Trescore. Però nonostante questo, uno sapeva le mosse dell'altro, si sapevano le rapine, perché poi questi rapinatori si interscambiavano con una combricola con l'altra, e nessuno ha mai fatto la spia. Cioè, io so di gente che si è beccata 7, 8, 10 anni sapendo chi era il vero colpevole, che magari li hanno condannati per una cosa che non avevano fatto, ma mai nessuno ha detto è stato quello là. Si facevano i loro anni e nessuno faceva la spia. Questo per dirti che c'era un'omertà di fondo, che è una cosa che si vede solo nei film mafiosi, no? E poi in fin dei conti anche loro ultimamente vedi che Sì. si fanno la spia uno con l'altro. Bergamasco sotto questo aspetto è stato molto più Rigido, rigido, molto no? più La spia rigoroso. non si faceva, ce ne sono stati pochissimi, a parte che chi faceva la spia era escluso automaticamente dal giro, ma al di là di quello, proprio per principio... E tutto questo conviveva con la tradizionale società bergamasca, che è fatta di lavoratori per eccellenza, perché se uno parla dei bergamaschi gli vengono in mente i muratori, gli vengono in mente gli operai edili, gli vengono in mente i piccoli imprenditori, il capannone, l'artigiano, no? Questa realtà conviveva tranquillamente. Sì, era anche una malavita molto diversa. Non si sparava, non si ammazzava. No, allora, ecco, a questo proposito, paragonando la malavita che c'è adesso con quella di allora erano veramente dei rapinatori professionisti, nel senso che facevano anche colpi miliardari, se si parla in lire, però tutti cercavano di far meno danno possibile. Adesso con questa microcriminalità che c'è, fa veramente paura, perché questi qua ti sparano, ti accoltellano per una catenina, non hanno i rigori, diciamo, che avevano quei malavitosi in confronto. Ecco Emiliano, tu hai raccontato quell'episodio ai danni di tua mamma, no? Che viene malmenata da un carabiniere in caserma, e tuo fratello ne rimane ovviamente estremamente colpito, no? Sì. È una botta emotiva e anche pesante da digerire. Quanto peso ha avuto secondo te quell'episodio lì nel determinare tuo fratello a fare l'attività che poi ha fatto? Ma per come la penso io è stato l'unico fattore che ha fatto scoppiare questa voglia di Perché tu a andare un certo contro le punto coltivi istituzioni. un odio verso le istituzioni che ti hanno trattato in quel modo, no? Certo, ma anche io coltivo un certo odio contro le istituzioni. Poi ovviamente è chiaro che il servizio d'ordine serve, i carabinieri servono, la polizia serve. Però quando sento dire tutti i carabinieri sono bravi, tutti i poliziotti, non è vero. Non è assolutamente vero. Ce ne saranno pochi, ma c'è una bella fetta che fanno, se non voglio loro, quando indossano una divisa si permettono di fare oltre. E questo non va bene. Primo, perché non sono pagati per far quello, sono pagati per fare ordine. E secondo, perché fanno far brutta figura anche i carabinieri e i poliziotti onesti, ai loro compagni, insomma, no? Emiliano, l'attività di rapina a un certo punto arriva anche in Svizzera, no? Questo, se non erro, poi causerà il primo arresto. No, il primo è stato in Italia, ho fatto una rapina in Italia. Sì. Poi è stato preso e poi è iniziato a frequentare in carcere, ho conosciuto gente che aveva un giro più ampio, insomma, e come succede sempre, perché uno finisce in carcere, un ragazzetto finisce in carcere e lì la scuola della malavita la fa in carcere, no? E conosci gente che se hai una minima intenzione di andare avanti, lì trovi terreno fertile, insomma. Ho conosciuto gente più grande, ho proposto queste rapine in Svizzera,
ha fatto qualche rapina, soldi a volontà, macchine belle, night, belle donne, come si usava in quegli anni là, e poi è stato preso, come sono stati presi quasi tutti i ragazzi. Dopodiché, prima evasione. Prima evasione, ha cercato di scavalcare un muro, ci è riuscito, purtroppo quando è uscito ha mangiato delle bacche, delle fragole avvelenate, e poi è stato preso perché non stava bene. I proprietari della casina dove si era rifugiato hanno chiamato la polizia. Seconda evasione, qui entri in ballo anche tu, e qui comincia, diciamo, a manifestarsi, se non erro, proprio quell'amore fraterno, Sì, che condurrà a un episodio clamoroso che è rimasto nella memoria di tanti. Entri in ballo tu con i cappelli d'angelo negli stivali. Sì, giusto? sempre in un carcere svizzero, e sono riuscito a farlo evadere, insomma gli ho dato una mano, il piano era suo, perché io buttavo lì qualche piano ogni tanto, perché l'idea era quella di farlo tornare a casa e costituirsi, come avevano fatto tanti della sua prima batteria, della sua prima banda, riuscivi a scappare, venivi in Italia, ti costituivi, nuovo processo, siccome i reati non erano fatti in Italia, la Svizzera non aveva contatti legali, diciamo, con l'Italia, e la pena era molto inferiore, quindi facevi la tua pena, venivi fuori un anno e mezzo, quello che era, e poi tornavi libero. Insomma, l'idea era quella, no? Di farlo tornare a casa per costituirsi. Ecco, a un certo punto c'è una condanna però anche piuttosto pesante, a 8 anni, no? Nel curriculum. Per rapina, sì. E questa condanna a 8 anni precede la terza evasione. Precede, sì. La terza evasione è quella in cui si verifica l'episodio, l'unico episodio forse di sangue della storia di tuo fratello, no? Perché muore un'evasione con le armi, muore una guardia. Tra l'altro, se non sbaglio, non si è ancora capito chi abbia sparato. Allora, lì non è mai stato detto. Non è mai stato detto. Anche lì, ecco, subentra ancora la solidarietà. Bergamaschi, perché erano quasi tutti bergamaschi, e si sono fatti tutti 25-30 anni di galera, ma mai nessuno ha detto chi. Però la terza evasione viene realizzata anche in questo caso da un carcere svizzero, no? Molto duro, tra l'altro, nel quale i detenuti venivano malmenati. E anche la guardia che è morta, a me dispiace per i familiari, ma era conosciuta proprio perché era una guardia violenta, insomma, era uno che ne faceva passare di tutti i colori ai detenuti, questo va detto, anche se è morto. Per oggettività. Carcere di massima sicurezza nella Svizzera tedesca, carcere a durissimo regime, dopo con torture fisiche e botte. Quello era Thorberg, quando è successa l'evasione da Regendorf, poi è stato trasferito a Thorberg, che è un carcere punitivo praticamente, e lì veramente gliene hanno fatte vedere di tutti i colori. E da lì il trasloco in un carcere della Svizzera francese. Della Svizzera francese, a Vallorbe. E 17 anni di condanna. 17 anni di condanna. Si riesce a far avere una pistola in carcere, sì. Che verrà usata da un altro a sproposito, da un altro detenuto. Sì, lì praticamente si è riusciti a fargli entrare una pistola con le scatole dei pomodori. Praticamente in Svizzera il traffico postale viene gestito tutto tramite treno, praticamente viaggia tutto in treno. E non abbiamo fatto altro che prendere la carta intestata dal carcere della biancheria che arrivava a casa, e l'abbiamo fatta partire dalla posta, l'abbiamo messa su un banco della posta per farla trovare a qualcuno. Questi hanno visto l'indirizzo del carcere col timbro della posta, l'hanno presa e l'hanno fatta passare prioritaria, come se fosse partita dal carcere. In quel momento lì tu quanti anni hai? 16. 17 ecco, da sedicenne, che naturalmente vuole molto bene suo fratello, erano comunque tutti una famiglia molto una famiglia diciamo normalissima, una famiglia di lavoratori, il papà che c'ha il bar, ha sempre fatto il pasticcere, barista, che magari si incazza anche quando sa che tuo fratello ha determinati giri. Guarda, mio padre era uno che andava a messa tutte le domeniche, guai a toccargli il maresciallo dei carabinieri, guai a toccargli il sindaco del paese, per lui erano figure di riferimento della comunità, no? Per me un po' meno, perché insomma con tutto quello che ho passato ho visto che anche loro poi alla fine l'hai imparato dopo. Senza nulla togliere a sindaci e marescialli, però insomma la mia fiducia non gliela do più pienamente a questi personaggi. E lui invece era uno che insomma credeva, come tante famiglie, certo, insomma, no? Che non hanno mai avuto a che fare con la giustizia italiana, che non funziona sempre bene. E tua mamma che pure è stata vittima, diciamo, di quell'episodio di sopruso,
che atteggiamento aveva nei confronti Allora, di mia tuo mamma fratello? no, mia mamma con mio fratello ha sempre avuto un legame molto profondo, più di tutti gli altri figli. Il suo figlio prediletto era Voi siete in veramente tutto quanti figli? quattro Quattro fratelli, fratelli. 3 fratelli e una sorella. E lui era il più Era il primo, il più primo. grande, il più grande. E aveva anche Nato nel 56, mi dicevi. 56, è nato a Berna, perché i miei hanno lavorato per tanti anni in Svizzera e poi, insomma, come Per poi facciamo gli avere i soldi italiani, per riportare avevano l'attività accumulato un qua. po' di soldi col lavoro, con tanta fatica, e poi sono venuti qua, hanno aperto questo barettino, che prima era un Originario di qua, barettino. però, ovviamente. Mio papà sì, di Trescore Balneario. Mia mamma invece veniva da Poscante, un paesino della Val Brembana. Infatti era un po' più dura come carattere, no? Ecco, Infatti, tua mamma come vive questa evoluzione della vita di suo figlio? mia mamma ci ha Figlio, sofferto molto primo anche lei, figlio. primo figlio, ha sofferto molto anche lei, e poi da quella volta lì, insomma, che viene pestata dai carabinieri, anche lei ha perso un po' fiducia. Mio papà diceva: vabbè, sai, sono mele marce, di qua di là. Invece mia mamma, da buona montagnina, ha perso completamente la fiducia in tutto. Cioè, per dirti, quando arrivava la finanza a fare i normali controlli del bar, lei prendeva il bar e glielo tirava dietro, no? Cioè, andate via di qua e di là, ce l'aveva con tutto. Tant'è vero che adesso fa ridere, poi io, quando ero al bar, gli faccio: guardi, mi dispiace per mia mamma, guardi che gliela portiamo via sua mamma, per un po' di anni non la vede più, questi della finanza, no? E io gli dissi: portatela via subito, che mi fate un piacere, no? Che rompeva un po' le scatole. Questo per dirti il carattere di mia mamma. Devo gestire anche mia mamma, perché era diventata veramente, non sopportava più le istituzioni, non solo carabinieri, ma anche la finanza. Non credeva proprio più a niente. Quindi questo avvenimento che è successo ha segnato mio fratello, ma anche mia mamma e anche me, che ha iniziato. Ecco, appunto, tu come l'hai vissuta quella? Io ho dovuto vivere. E che immagine avevi di tuo fratello una volta che sai che fa questo tipo di vita? Beh, Come l'hai scoperto? Ma io l'ho scoperto per caso una mattina, perché avevo un altro fratello che faceva il pasticcere. Questo fratello che faceva rapina, insomma, aveva sempre macchine belle, si vestiva bene, tutto. Anzi, quello là lavora dalla mattina alla sera, questo non fa niente, come mai può permettersi? Allora gli son corso dietro col motorino, aveva un mini cross, un Italjet, e lì ho scoperto, insomma, gli ho corso dietro, ho visto che aveva fatto una rapina a Gorlago, fra l'altro, paese qua vicino a Trescore. Era una ragazza, anche lui avrà avuto 19, 20 anni, insomma. E lì ho capito, insomma. Poi ho visto che quando E cosa hai pensato? il giorno dopo, leggevano il giornale, rapina a Gorlago, c'era lì lui e il suo amico e l'altro anche che ridevano leggendo l'articolo, insomma, ero un bambino ma non ero stupido, ho capito cosa facevano, no? E sono rimasto un po' male, insomma, anche perché per me mio fratello era il mio idolo, lui e anche l'altro, come tutti i ragazzini piccoli, i fratelli maggiori sono i tuoi idoli, no? Cioè, avevate 8 Cioè, anni, 6 anni di differenza. 8 anni di differenza con uno e 7 con l'altro. E quindi così, insomma. Poi è rimasto ugualmente il mio idolo, perché poi dici: "Osti, però se lo fa vuol dire che è giusto, no?" Sai, da bambino ragioni così, no? E poi la capisci invece, dici, insomma. Ecco, e questo affetto fraterno si rivelerà determinante per quell'episodio, Per l'evasione. per l'evasione, l'ultima evasione, è stata L'ultima. definita in vari modi l'evasione del secolo, ha fatto da Sì. modello anche ad altre Sì, ha evasioni fatto del genere, no? Io ho letto del tuo libro e ho visto il tuo documentario che tu ricordi quel periodo lì, è il periodo parigino, no? Perché lui alla fine va a finire in carcere a Parigi, al carcere di Fresnes. Di Fresnes, sì. E tu cominci a studiare come fare per farlo uscire. Sì, a parte che io Mi è piaciuta la storia del Louvre. Sì. Hai fatto il paragone col Louvre, tra il carcere e il Louvre, no? È stato un pensiero fisso di tutta la mia gioventù, perché praticamente mio fratello è stato in carcere 6 anni, quindi il pensiero fisso era quello di farlo evadere. Quindi quando ti fissi una cosa, sia giusta o sbagliata, era quello. Ma insomma, per te lui era un po' un eroe. Sì, era il mio fratello più grande, come il titolo Sì. del libro, no? Lo vedevi come. E poi ecco, altra cosa da sottolineare, che la fortuna non è stata dalla sua, nel senso che ha iniziato a rubare per quel fatto lì, che contro le istituzioni. Poi alcuni compagni che avevano fatto le rapine sono stati un po' più furbi di lui è rimasto là, gli altri sono usciti, insomma c'è stato un po'
poi l'evasione, insomma una serie di cose. Ho detto, cazzo, sto qua sarà anche un bel ragazzo, ma scalognata al 100%, nel senso che ha bisogno di una mano. Infatti ho cercato sempre di farlo uscire. Nelle ore di architettura disegnavo i carceri, ho fatto piani che magari erano anche impossibili, perché figurati un ragazzo di 15, 14, 15 anni, 16, cosa vuoi che faccia? Fin quando invece qualcosa sono riuscito a fare, fino all'ultima evasione. Uno scambio di persona preparato con il timbro, Con dei timbri. la cosa del timbro che tu sei riuscito... Lì è riuscita bene perché ho messo tutta la mia esperienza, insomma, nella scuola artistica, tecnica, grafica, sono riuscito a fare un po' di cose che sono servite per quell'evasione lì. Poi ecco, perché per avere il timbro tu sei riuscito a farsi timbrare sulla benda in maniera tale che quando vi siete visti lui ti ha dato la benda e tu hai portato fuori il timbro. Allora, lui aveva una benda su tutte e due le braccia, perché aveva tentato il suicidio in questo schifoso carcere di Torberg, e insomma con la scusa di questo si è fatto dare delle bende, si è fatto bendare fin quando il gendarme gli ha timbrato la benda, perché praticamente la loro sicurezza era che quando il detenuto usciva dalla cella veniva timbrato. E prima di rientrare controllavano il timbro. Era un timbro del tipo quelli che si usano nelle discoteche, che non si vedono, li vedi sotto i raggi UV. E siamo riusciti a far timbrare sulla benda. La benda mi è stata spedita a casa, la biancheria sporca. Io ho comprato una lampada UV, ho letto com'era e ho fatto rifare il timbro. Prima ho voluto rifarlo io, non ci sono riuscito. Poi l'ho fatto fare in timbrificio, da 2 timbrifici diversi, ho diviso praticamente il timbro in due cerchi, per non andare sospetti, perché se vai a fare un timbro con scritto Prison de Fresno, non te lo fanno, vanno a dirglielo subito ai carabinieri. Ho fatto brioche fresca con un disegnino diverso dentro, noi avevamo la pasticceria, ma ho fatto questi 2 timbri, li ho ritagliati, li ho riassemblati e il timbro è uscito perfetto. Ho fatto il timbrificio in pratica. Poi avete studiato tutti quanti i tempi, sì. Le modalità per realizzare lo scambio, perché in poche parole tu andavi là e ti sostituivi a lui e lui usciva, sarebbe uscito, cosa che è riuscita, però bisognava calcolare tanti fattori. Il fattore più importante era il fatto che c'era questo parlatorio con tante strisce, tutti questi camerini facevano tante strisce e tra queste strisce passavano i sorveglianti in modo alternato, quindi quando andava via uno arrivava quell'altro, era praticamente impossibile. E poi loro, vabbè, erano sicuri perché da quel carcere lì non è mai riuscito a evadere nessuno, e abbiamo giocato un po' sulla loro sicurezza, insomma. Io ho chiamato la guardia più di una volta perché non siamo riusciti a farlo subito, questa evasione, anche perché nelle ultime settimane poi mio fratello non voleva più fare, guarda, preferisco di no. Si è posto anche dei problemi di coscienza, certo, sacrifico mio fratello. Mio fratellino più piccolo per uscire io, alla fine ho dovuto insistere io, ho detto ascolta, se vuoi facciamo, se no io guarda che non vengo più qua, anche perché non è semplice, nel senso che tu parti convinto di fare l'evasione, poi arrivi là, trovi uno che dice no, non la voglio più fare, insomma, ho avuto il mal di pancia fino adesso e adesso mi fai venire il mal di pancia per una settimana ancora, o si fa o non si fa, insomma, sai, no? E alla fine invece, vabbè, l'abbiamo fatta e siamo andati bene. Te a saltare di là e lui a saltare di qua. Sì, ho chiamato la guardia chiedendo un vocabolario, lei si è allontanata, siamo riusciti a fare andare avanti e indietro tutte le 3 guardie in contemporanea. In modo che non vi vedessero. 3 secondi per saltare. 3 secondi? Sì, 3-4 secondi per saltare in contemporanea. Vi eravate resi molto simili con la barba? Sì. Hai imparato a zoppicare come zoppicava lui? No, lui non zoppicava. Io ho iniziato a farmi vedere, a zoppicare con un cappellino con gli occhiali in modo che restassi in mente alle guardie, no? Ho detto questo qua è quello che zoppica, un po' resti in mente, no? Questa idea mi era venuta ancora alla Gare de Lyon, alla stazione, perché io stavo lì sempre a aspettare il treno delle ore e lì vedevi come adesso in stazione dei personaggi stranissimi, no? Quindi, però ecco lì ho capito che questi personaggi strani ti restavano in mente proprio per le loro particolarità, uno zoppicava, uno aveva... Era già una società multiculturale in Francia, era come qua in Italia adesso, quindi le persone ti restavano in mente perché erano una diversa dall'altra, no? E quindi abbiamo fatto, ci è andata anche bene, siamo stati anche fortunati. Quindi era lui che zoppicava come te? No, lui è uscito, ha fatto finta di zoppicare, certo, quando è uscito ha fatto finta di zoppicare. Per essere riconoscibile come quello che zoppica, è quello che è entrato. Fratello.
è quello che è entrato e sta magari uscendo. anche se uno gli veniva il dubbio, diceva no, quello lì è quello che è entrato, zoppica. Però poi il carcere ti è toccato a te. Beh sì. Allora, quindi un ragazzino, perché in quel momento tu hai esattamente Avevo 20 anni, 19, 20 anni. ecco, che si trova in 45 anni, in una città e in una nazione della quale non conosce la lingua, per più in un carcere. Cioè, tu Sì, cosa sì. ricordi di quel periodo lì? Come l'hai vissuto? Cosa ti ha lasciato quel periodo? Tu eri convinto ovviamente, perché l'hai fatto per tuo fratello. Allora, Quindi io sono sapevi andato che là, andavi a finire in carcere. sapevo che andavo Magari in carcere. speravi che la cosa si risolvesse più rapidamente, che ti potessero far uscire più rapidamente. Allora, io Però non è che ci hai chiesto... passato pochissimo lì dentro. No, ho passato, allora, sono stato condannato a 2 anni e 8 mesi, però poi mandato, insomma, per buona condotta, per la prima volta che avevo fatto reato, ho fatto 13 mesi. Insomma, è un annetto abbondante. Beh, non è che sì, sia no, poco, poi era un carcere di massima sicurezza, appunto. brutto, coi topi, insomma. Ma a parte quell'anno lì di detenzione, io avevo chiesto all'avvocato quanto rischiavo facendo questa cosa. Certo, Mi fa, guarda, 2 o 3 mesi, anzi possiamo l'avevi anche... chiesto prima? Sì, prima. Chiaramente, ovviamente. Certo. Avevo chiesto, mi fa, guarda, possiamo anche chiedere, dire che la colpa è loro, perché tu sei un ragazzino giovane che è stato minacciato dal fratello, sei rimasto al suo posto e sono loro che devono risarcirti, no? Invece poi sono arrivate delle voci dall'Italia, che non so da chi siano arrivate, era il tempo di quelli che facevano come si chiamano, quelli che fanno la spia, I pentiti. i pentiti. Probabilmente qualcuno si è inventato questa storia si è raccontato qualcosa per averne dei benefici. Per avere dei benefici e ha detto che i timbri li avevo preparati io, che era vero, ma loro non lo sapevano, insomma, non avevo detto niente a nessuno. Quindi lì il giudice ha cominciato a mettere in dubbio le cose, sono venute a fare indagini in Italia, qua qualcuno anche qua ha parlato e alla fine della fiera è saltato fuori che ero stato io a preparare tutto. Quindi alla fine è andato 2 anni e 8 mesi. Ma a parte l'anno di detenzione, quello che mi ha lasciato più segni sono stati i primi giorni dopo che ho confessato che ero stato, che avevo organizzato tutto io, perché mi hanno pestato, cioè io ho ancora le ossa storte per le botte che ho preso dalla polizia francese. Quindi che mi ha lasciato brutti segni. Sì, ti hanno messo in isolamento e te ne andate tante. Me ne andate tante. Poi l'anno di detenzione, sai, era brutto, c'erano topi, però sei giovane, è un'avventura, hai scelto tu, quindi te lo fai andare bene. Hai incontrato il cuoco, Pasquale? Pasquale, sì, un napoletano che mi preparava da mangiare, ma è stato quello che mi ha aiutato all'inizio, perché a me mi hanno bloccato tutto, non so, sono 4-6 mesi, mi hanno bloccato tutto. Non potevo avere soldi, non potevo avere vestiti, non potevo avere colloqui con i miei genitori, con nessuno, mi hanno bloccato tutto perché sia la polizia che anche i detenuti una volta, quando eri italiano, eri per forza associato alla mafia, no? Pensavano che ci fosse dietro un'organizzazione mafiosa, nonostante fosse del nord, però l'idea era quella, insomma, italiano mafioso, no? E quindi per un po' di mesi hanno fatto tutte le indagini, sono venuti anche in Italia, cosa strana per quegli anni là, perché di solito la Francia non veniva in Italia a fare indagini. Ci doveva essere qualche motivo? Sì, c'era qualche motivo e sono venuti qua, poi hanno capito anche loro che, insomma, a parte vendere brioche, andare a scuola era l'unica cosa che facevo, insomma, non ero un mafioso. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni, che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema alla bava di lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema alla bava di lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperose, elasticità della pelle,
idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma te si può dire se hai imparato qualcosa in quei 13 mesi? Beh, impari. A parte il danno oggettivo, beh, insomma, t'ha menato, io ho ancora le conseguenze fisiche. Ma da un punto di vista invece interiore, di formazione tua umana, tra virgolette, hai imparato certo che qualcosa impari. in 13 mesi? Impari sì, perché poi vedi tante situazioni di ingiustizia soprattutto, vedi tante persone che sono dentro che non hanno fatto niente, tutti dicono non ho fatto niente, ma capisci quello che non ha fatto niente davvero e quello che invece la tira per non uscire prima, no? Poi vedi le condizioni, vedi le ingiustizie, come noi per esempio in cella, cioè non avrei mai pensato a una cosa del genere, ho girato un fracco di carceri svizzere quando andavo a trovare mio fratello, non ho mai visto le celle, ma mi raccontava com'era, mi dice, vabbè, insomma, hai fatto qualcosa, è giusto anche che la paghi, te la grati un po', no? Se no, se fosse un albergo 4 stelle andrebbero tutti in galera, no? Quando non hanno niente da fare. Ma lì era veramente disumano, nel senso che noi avevamo un water, non c'era lavandino, c'era un rubinetto sopra il water e lì facevi tutto. Un detersivo unico per tutti. Un detersivo unico, era un granulare, lavavi i denti, i capelli, tutto, culo, posate, a parte il detersivo, però insomma la cella era veramente piccola, eravamo in 4 e insomma non potevi uscire, non era una cella aperta come queste italiane che uno esce, eri chiuso tutto il giorno dentro, a parte una mezz'ora d'aria la mattina e mezz'ora al pomeriggio. Una doccia al venerdì, figurati d'estate. Ma cioè. non ti è pesato? Tu eri uno studente di architettura all'epoca, no? Poi saresti Sì. diventato quello che sei oggi, cioè un artista, uno scultore, eccetera. La tua vita comunque l'hai fatta. Sì, no? ho seguito la mia Poi linea. vediamo insomma. come questa cosa però si è riverberata sul prosieguo della tua vita. Però in quel momento lì, a 20 anni, non ti ha pesato tanto dover rinunciare, o apparentemente dover rinunciare per un tempo indefinito al tuo sogno, al tuo progetto, a fare la facoltà di architettura, a laurearti, eccetera. No, Allora, mettendo tutto sulla bilancia. Mi è pesato un po'. Sì, quando ti tolgono la libertà ti pesa sempre. Io soprattutto. Anche se in quel caso era una tua scelta. È stata una mia scelta, ma pensavo di stare dentro molto meno, dico la verità. Quando infatti mi hanno dato 2 anni e 8 mesi, ho detto, ti è crollato il mondo. Sì, è crollato il mondo, anche perché che il carcere bello o brutto non è che faccia la differenza, è la libertà che ti manca. La libertà, poi sei giovane, ti mancano le donne, le morose, cioè io ho la mia morosina, certo. ti manca tutto, i genitori, il mangiare, i bambini per esempio. Adesso per esempio i bambini mi danno fastidio, sono un po' un vecchio rimbambito, sono un po' rincoglionito e mi danno fastidio. Ma da giovane, quando non senti più bambini, infatti la prima cosa che ho notato quando sono uscito, i bambini che giocavano, non li senti in carcere, i bambini che giocano, non senti i profumi, perché dove ero io c'erano dei muri altissimi in parte, persino i profumi dei fiori non potevi sentire, i rumori non senti più, le cose viste in lontananza. Quando sono uscito mi è venuto un balordone, un capogiro come me che devo in terra, perché ero abituato per mesi a vedere una distanza massimo di 6-8 metri, non di più, non l'avevo mai considerata questa cosa. E invece quando esci vedi in lontananza la prospettiva, dici, cavolo, che bello, no? Profumi, li senti un odore unico che è un misto tra minestrone, panni sporchi e puzza di piedi, insomma, no? È il classico odore delle carceri vecchie, no? Sono tutte queste cose che non metti non consideri quando sei fuori, ma quando sei dentro poi, ecco, questa è una cosa che ti dà qualcosa. Perché io anche adesso quando vado a un ristorante che trovo un piatto imbandito, dico, che fortuna che sono passati 40 anni. Pensa un po'. Quando vado al mare, anche, dico, che bello che c'è.
questo è quello che ti dà quando Beh, insomma, quelle situazioni lì è come... diciamo che non è poco in assoluto, non no? è poco. Tutto sommato. Non tutti sono in grado di apprezzarlo senza aver vissuto la privazione. Ecco, anche tornando a quel discorso che, per esempio, quando vedo gente che dice cazzo, che vita di merda, non è una vita è bella, non è di merda, cioè. È giusto. Forse Non però fai diventare di merda a te perché non hai una visione giusta della vita. ne La abbiamo vita un po' è bella. poca consapevolezza forse in generale, magari. Non so. Adesso non dico che serva andare in carcere per averla, No, però no, però insomma, le cose belle... se ne ce sono tante l'avessimo di non cose sarebbe belle, male, sì, insomma. basta guardarsi in giro, di cose belle ne trovi tante, insomma. Tu esci dal carcere nel luglio 86, giusto? Sì, inizio di luglio definitivamente. 86. Tra l'altro, 4 anni dopo la vostra evasione verrà presa dalle sorelle Giussani per fare un numero Sì, speciale. hanno fatto Diabolica. Agosto 1990, il Sì. numero da collezionisti, che si ispira in Diabolica alla vostra storia. Sì, no? io ero al mare, compro sempre, anche adesso quando vado al mare, Diabolica e Alan Ford, sono i miei fumetti preferiti. E siamo in due con Alan Ford. Ecco, e leggendolo, infatti, ho detto, oh, cane, questa storia qua è la stessa, anche tu leggi Alan Ford. Sì, fin da quei Quindi tempi. conosci anche il maresciallo Tengo Famiglia, no? Certo. Vedi che non tornano andiamo certe lontani. figure, Ecco. certe figure sono tipiche. Allora, anche dopo l'86 cosa succede? Perché qui arriviamo verso la conclusione della storia. Tuo fratello nel frattempo, da quando è uscito dal carcere, ha continuato la sua attività, anzi viene alle cronache quella che viene chiamata la banda Facchinetti, no? Sì. La banda della Valcavallina. Anche con un certo favore protetta anche dalla popolazione Sì. locale, no? Come tu hai accennato prima a questo carattere anche un po' anarcoide della società. Sì, i bergamaschi di questi sono posti, abbastanza no? anarchici, no? Libertari, diciamo, Sì, no? sì. Non è che non tutti chiaramente, però c'è questa tendenza a non rispettare le regole imposte, no? Sanno già loro cosa è giusto, cosa non sia giusto da fare nella famiglia e nel loro territorio. Siamo un po' alle prealpi, quindi gente portata al lavoro manuale, molto materiale. Però ispirata a valori molto, molto precisi, come Sì, quelli della sì. tua mamma, no? Sì, Allora, sono persone... o è nero o è bianco, o è no? nero Non e c'è bianco, molta senza stare a mediazione. girarsi in giro troppo, insomma, no? Fa poca filosofia e vanno diretti, appunto. E niente, sì, lui ha trovato questi compagni. Però quando diciamo tu esci da lì, ti rendi conto, credo, forse che tuo fratello sta in un tipo di organizzazione, di attività un po' diversa da prima. Sì, non subito, no? Ma allora subito no. Mi viene da dirti una cosa, a te non è che è uscito da lì e dici adesso io ho davanti una carriera, pure io, no? Da rapinatore, da bandito. Beh, mi sono state fatte tante proposte perché dopo quello che avevo fatto ero diventato, insomma, un punto di riferimento per la malavita. Per una persona malavita, affidabilissima, tra sì, l'altro. e soprattutto quello, perché nella malavita l'importante è essere affidabili, no? Che non fai la spia, che fai qualcosa per il gruppo, che non molli le persone a metà. Te non hai avuto la tentazione di fare quella carriera lì? Allora, se devo essere sincero, tante volte sì, perché vedevo questi componenti della banda che, insomma, ti dicevano dai che andiamo a fare la rapina di qua di là, no, guarda, cercavo sempre di divagare un po', anche perché mio papà ne aveva già passati di tutti i colori. E anch'io non ero convinto del tutto, insomma, sai, quando sei giovane non sai di preciso cosa vuoi fare, però c'hai qualche tu avevi le tue indirizzo. passioni. Sì, ma poi ti ripeto, per la me tua la natura di libertà... artista sarebbe venuta fuori poi Sì. comunque, no? Al di là di quello non avrei più voluto finire in carcere, insomma. Il carcere mi ha segnato anche sotto quell'aspetto lì. E insomma ho avuto qualche proposta, ma ho sempre detto di no, insomma. Però stavo dicendo, te poi ti è sei stata anche una reso scelta conto anche... che l'ambiente intorno al quale ruotava tuo fratello, nel quale era inserito tuo fratello, c'era un qualcosa di diverso, cioè elicotteri, fucili, telefoni portatili, un'organizzazione più complessa di quella che non fosse prima. Allora, no? al momento tu non l'hai mi sono definita un po' accorto. alla James Bond. Sì. Allora, al momento no, perché anche lui la teneva abbastanza nascosta questa... Poi è successa una cosa che insomma ho dovuto andare insieme a lui, ho dovuto scappare via insieme a lui, perché mi ha chiesto di andargli a ritirare una macchina rubata, perché loro avevano macchine rubate per fare gli spostamenti, così non potevano intestarsi, quindi avevano tutto il loro giro di fornitori, e fa guarda vai tu da questo fornitore perché io non riesco, sti Gigi,
cioè lasciami tranquillo, dai, fammi un piacere, che vai là a prendere. Vado a prendere sta macchina e c'era la polizia che lo aspettava. Questo qua aveva fatto la spia e hanno visto che ero io. Sono andato a ritirare la macchina, una Mercedes 5000, il famoso 500 SEC, e da lì insomma sono diventato ricercato anch'io per un certo periodo. L'avvocato, ho contattato l'avvocato e ho detto guarda è successo così e così, mi fa vai via perché già ce l'hanno con tuo fratello, con te ce l'hanno anche con te perché li hai fatto evadere, e sono andato insieme a lui per un certo periodo, un po' di giorni, un mesetto circa, e lì in quel periodo lì ho capito insomma che non erano più rapinatori normali, ma avevano contatti con queste organizzazioni di cui fra l'altro c'è segno anche sui verbali della polizia, non è una cosa che... Che tipo di Ma organizzazione? erano organizzazioni di alto livello. Quindi a cavallo anche con ambienti dei servizi segreti. Ma allora, io questo non posso dirlo, però penso si proprio presumeva, sì, insomma, si si capiva. presumeva, perché praticamente io li ho visti una volta, erano persone molto più grandi di età di lui. Gente che aveva possibilità, perché girava con barche grandissime, yacht. Poi mio fratello aveva imparato a pilotare elicotteri, gli dicevano dove c'erano i soldi nelle banche, c'erano praticamente il cosiddetto jolly, una volta c'era il jolly, no? Poteva essere l'impiegato della banca, il direttore della banca. In questo caso invece non era né direttore né impiegato, ma erano persone che depositavano cifre ingenti nella banca e dicevano vai a fare la rapina in quel periodo lì, che sicuramente trovi i soldi. Ricordiamoci che in quegli anni là non c'era carte di credito, erano contanti e basta, quindi se uno depositava 200 milioni in banca, restavano 200 milioni in banca. C'erano quelli più quelli che c'erano normalmente. Ecco, in questo tipo di organizzazioni poi viene fuori una cosa apparentemente incredibile, per chi la approccia da fuori e la legge magari nel tuo libro o la prende dal documentario che citavamo prima, ovvero che l'organizzazione dà un compito molto particolare ad alcuni dei suoi componenti o comunque delle persone che ne dipendono, che è quello di sequestrare, rapire, niente poco di meno che Silvio Berlusconi, che all'epoca era un imprenditore in piena crescita, in piena ascesa, ben prima che iniziasse la sua avventura politica, perché siamo nell'86, no? Ci puoi raccontare come nasce e come si conclude questa storia del sequestro di Berlusconi? E a scopo tra l'altro di uccisione, perché poi questa banda lo doveva sequestrare, ma poi sarebbe stato ucciso, quello era il piano. Sì, la banda era formata da questi ragazzi tutti da Valcavallina, ma quello che diciamo teneva un po' tutti i contatti con l'estero era mio fratello, perché è lui che ha fatto tanti anni di prigione in Svizzera e anche in Francia, quindi era lui che aveva contatti. Forniture d'armi non erano in Italia, erano in Svizzera, contatti erano in Svizzera e in Francia. E aveva questi contatti con due organizzazioni, una inglese e una francese. E questa francese gli ha commissionato appunto, oltre a queste rapine dove si sapeva che c'erano soldi, praticamente loro gli dicevano tu prendi i soldi e a noi prendi queste cassette di sicurezza. Praticamente funzionava così in parole semplici. No? La rapina era una rapina normale, ma si rapinavano anche cassette di sicurezza. A questi che gli dicevano dove c'erano i soldi, gli davano le cassette di sicurezza e i soldi se li tenevano loro. Fin quando è successo appunto questa proposta del rapimento di Silvio Berlusconi. Loro hanno preparato un piano, ne hanno presentato. Ampiamente retribuita la cosa. Sì, avevano chiesto 1 miliardo, poi alla fine sono passati 800 milioni. Per portare a termine il rapimento. Per portare a termine il rapimento, perché praticamente mio fratello si è rifiutato di ammazzare Silvio Berlusconi e loro gli hanno detto portacelo qua che poi ci arrangiamo noi. Questo è successo anche perché probabilmente non volevano restare, che qualcuno restasse a conoscenza di questo piano, quindi ha detto portacelo ugualmente che poi ci arrangiamo lì. Hanno cominciato già a incrinarsi un po' i rapporti e alla fine della fiera invece mio fratello non ha preso metà degli 800 milioni della cifra e non ha rapito più nessuno. Questi qua si sono incazzati e sono andati a riprendersi i soldi e mio fratello e anche gli altri compagni della banda. No? E poi cosa succede? Succede che il progetto è abortito. Se ti dico tutto, però nessuno compra il libro. Beh, questo va bene, ok.
Però succede una No, cosa... comunque, a parte gli scherzi, sì, succede una cosa che anche mio fratello è rimasto stupito, nel senso che pensava di avere a che fare con un'organizzazione, sì, potente, sì, ma non di quei livelli, insomma, no? Perché questi qua hanno dato i soldi facilmente a mio fratello anche perché sapevano tutti i loro vari nascondigli. Loro avevano un appartamento a Perpignano, uno a Parigi, uno a Londra, uno a Montecampione, e c'avevano anche degli appoggi a Rotterdam. Mio fratello aveva un ristorante a Rotterdam e per un certo periodo ho abitato lì, insomma, no? Quindi era tutto sotto controllo. Sì, era diciamo. tutto sotto controllo, loro sapevano già tutto, è per quello che hanno chiesto... Poi i soldi vengono recuperati, quelli del mancato rapimento. Certo, allora indebitamente presi. Sì, perché poi mio fratello è stato arrestato da questa organizzazione, che è stato arrestato con macchine della polizia e poliziotti, che non si è ancora capito adesso perché nessuno ha mai indagato se fossero veri o falsi, e tramite un altro componente della banda hanno organizzato una rapina, hanno ritornato parte dei soldi perché parte ce n'erano ancora, e poi sono stati liberati, ma da quel momento lì però è cominciata tutta la tiritera sui giornali e nelle televisioni. Insomma, la banda è stata un po'... Su quell'episodio lì di Berlusconi però non si è mai fatta totale, anzi non si è mai fatta per niente chiarezza. Ma io sono 20 anni che ho scritto il libro, ma nessuno ha mai indagato, nessuno... Non so, ci sono anche le prove sui verbali, ci sono riferimenti sui verbali. Quindi formalmente oggi non si sa chi voleva rapire e ammazzare Berlusconi. Non si sa, e secondo me non si saprà mai, perché prima cosa è passato troppo tempo e da quello che ho capito io non vogliono neanche farlo sapere. Cioè, io ero stato contattato anche e nessuna procura in Italia ha aperto indagini a questo proposito. Che mi risulti, no. Perché la notizia di reato c'era tutta. La famosa notizia criminis, la notizia di reato c'era tutta. Sono state trovate delle agende che ho scritto, che decifrate formavano proprio il nome di Silvio Berlusconi, quindi è abbastanza palese la cosa. Il proposito c'era, l'organizzazione c'era, la manovalanza c'era, e ha anche incassato dei soldi. Il tutto è, purtroppo tuo fratello non fa niente, diciamo, non fa niente. Si ritira, però tutto quello che gli sta alle spalle di questa cosa è rimasto nell'ombra, nel segreto. Non si è mai saputo. Sì, non si è saputo mai nessuna procura italiana ha mai indagato. Allora, è uscito qualcosa dopo che ho fatto il libro io, giornali, articoli dei giornali, però sempre articoli un po' blandi, che stanno attenti a parlare male di uno piuttosto che bene dell'altro per non dar fastidio a nessuno, ma la cosa è rimasta lì così. Sta di fatto che però tuo fratello finisce male. Mio fratello finisce il 20 novembre dell'87, finisce ammazzato sostanzialmente. Sì, la notizia viene venduta come una sparatoria, un conflitto a fuoco. Ma non c'è nessun conflitto a fuoco perché tu dici mio fratello ha ricevuto colpi alle spalle. Alle spalle, è stata un'imboscata. È stata un'esecuzione. Da parte della polizia italiana. Poliziotto che fra l'altro adesso è morto anche questo mi viene da pensare per tenere forse nel segreto tutto quello di cui abbiamo detto prima, o tante cose precedenti. Sicuramente. Non se ne parli più e finisce lì. Basta, finita la storia, anche perché c'è il poliziotto che ha sparato a mio fratello, ha sparato per uccidere, ma a valle c'erano ancora 30 poliziotti armati fino ai denti, quindi in quel momento tuo fratello era ricercato. Ma in Italia no, allora erano usciti tanti articoli sui giornali che era stato lui a fare una cosa, l'altra, quell'altra, ma non c'erano neanche le prove, perché anche la sparatoria alla frontiera dove sono morte 3 guardie l'ho valorata io la tesi scrivendo il libro, ma di prove non ne avevano. Praticamente c'era una guardia che è sopravvissuta che aveva detto sì, è stato lui, ma se lui fosse scampato a questo agguato non avrebbe pagato per quella cosa lì, perché non c'erano prove. C'era una borsetta con le impronte digitali dell'altro suo... Quindi diciamo, rispetto a tutto ciò che aveva fatto in passato, ma in Italia, quel momento era pulito allora, in Italia. Noi siamo andati dall'avvocato Pezzotta, posso anche dire il nome, che è papà del famoso Pezzotta che doveva candidarsi a sindaco di Bergamo, no? Luciano Pezzotta era un bravissimo avvocato, e siamo andati e me ne ha chiesto, fateci sapere la posizione del mio figlio, no? Io e mio papà siamo andati là, ma sì, andiamo a vedere, è andato a vedere, non c'era neanche un mandato di cattura per mio fratello. Ne parlavano tutti i giornali, ma di mandati di cattura veri e propri non ce n'erano. Quindi in Italia non aveva niente. E non devono venirmi a dire che ne ha sparato perché era ricercato, perché non è vero, non era ricercato in Italia.
Tu spari Non se aveva c'è un niente. conflitto a fuoco o rispondi al fuoco. In questo caso Rispondo al fuoco. no, No, in questo anche perché caso poi è stato un agguato, tu l'hai ma definito, mi erano sembra, al no? ristorante seduti, tutte e due tranquilli, al ristorante non entri col mitra. Al massimo c'è una pistola e poi oltretutto, ripeto, mio fratello è stato arrestato per 3-4 volte, non ha mai reagito una volta, si è fatto arrestare sempre, quindi non era uno Allora, alla che fine uno conosciuto dice perché sparava si doveva eliminare questa persona. sì, appunto. nonostante tanti articoli di giornale lo scrivono come assassino criminale che sparava, ha fatto una trentina di rapine e non ha mai sparato un colpo. E quindi non era uno stupido che rischiava di sparare a qualcuno. È stato arrestato 3-4 volte, non ha mai opposto resistenza. Quindi, Ecco, di tutta questa storia, compreso il finale, compreso il fatto che non sia stata fatta nessuna indagine approfondita su tante cose, a te cosa ti brucia ancora oggi? Cosa ti rode di più? Sono tante le cose che mi... Allora, adesso sono passati tanti anni, io non voglio nemmeno fare il frignone. Quello ti dà fastidio, non è una questione di... Mi dà fastidio il fatto che se le cose fossero andate in un modo diverso avrei potuto avere ancora mio fratello qua prima e avrebbe fatto un pezzo di strada, un pezzo di vita insieme a me, magari con qualche problema, però sicuramente l'avremmo superato. Qualche anno di carcere, di sicuro, non era un santo, questo sono il primo io a dirlo, era un rapinatore di banche. Però avremmo risolto e la volontà di smettere c'era anche da parte sua, sicuramente quando arrivi a una certa età basta, non fai più quelle cose lì. Primo questo, e secondo anche perché mi son portato dietro. Ecco, quanto ti ha pesato tutta questa cosa nel prosieguo della tua vita? Perché tu nell'86 c'hai 21 anni. No, nell'86. Nell'86 c'hai 22 anni. 22 anni. 23 anni, cioè sei ancora all'inizio della tua vita. Sì, a parte che è cambiata la mia vita, perché quando sono entrato in carcere ero uno studente di architettura, non ero proprio uno studente modello, però l'idea era quella di finire architettura, diventare architetto. E invece poi quando sono uscito, allora, nel frattempo che ho fatto il carcere mi è morto un altro fratello, un incidente della moto. E lì ha segnato un po' tutto, ha segnato la vita dei miei, ma anche quella di mio fratello, perché poi anche lui, bisogna considerare che anche lui aveva perso un fratello, no? In quel lasso di tempo. E io sono uscito, ho trovato una situazione completamente cambiata. Avevamo 2 negozi, mio papà che non stava bene, mia mamma neanche, quindi ho dovuto prendere in mano un po' le redini della situazione. L'unico maschio di famiglia ero io, mia sorella era più piccola e sono andato avanti col bar. La pasticceria l'abbiamo venduta perché io non ero pasticcere e siamo andati avanti col bar, quindi l'idea di andare a scuola è andata a farsi benedire, insomma, no? Sono andato avanti nel mondo del lavoro, ho cercato di fare il mio meglio, ci sono anche riuscito, perché poi Ma di tutto questo periodo, di tutta questa storia di te, di tuo fratello, eccetera, adesso, oggi, mentre siamo qui che parliamo, intorno a te, nella società in cui vivi, nel paese in cui vivi, cosa rimane ancora? In buono o in male? In positivo o in negativo? C'è ancora il pregiudizio? Per esempio mi dicevi prima, chiacchierando informalmente, che c'è molta gente che dice quello lì i soldi delle rapine li ha usati per fare la sua attività, eccetera. In realtà la tua attività, lo dico per chi ci segue, è l'attività di un artista meraviglioso, perché scolpisci il legno, fai delle cose bellissime. Credo che anche su internet si possano trovare delle cose. Trovi qualcosa. Se voi cercate Emiliano Facchinetti, scultore, trovate tante bellissime cose. Io ne ho viste dal vivo alcune e sono rimasto già conquistato. Ma questo è un altro discorso, quindi niente ti ha impedito di fare la vita poi alla fine che hai fatto. Sì, ma io sono andato avanti con... Però immagino che condizionamenti e equivoci, falsità abbiano comunque avuto sempre campo. Questo non per fare la vittima, perché non è il tuo carattere, ma per essere oggettivi, per raccontarla per com'è. Ma guarda, di queste cose mi sono accorto negli ultimi anni, perché prima avevo il bar, avevo il mio lavoro, la gente entrava, pagava, usciva, basta. No? Mentre invece poi quando ho venduto il bar nel 2000 ho iniziato a fare solo quello che mi piaceva, praticamente le sculture, disegni, insomma, le mie cose così. E lì ho iniziato a vedere che c'erano dei pregiudizi, perché quando ti presenti in un comune per dei lavori, vai in certi alberghi, c'è sempre questa ombra che mi segue di tutta la mia storia, che volendo l'ho creata anch'io, perché prima ho fatto l'evasione, secondo mi sono scritto il libro. La cosa che mi dà fastidio è che... Ecco, tu perché hai scritto il libro? Ma il libro l'ho scritto per togliermi anche questo peso e per spiegare anche alle persone come sono andate realmente le cose. Per raccontare i fatti. Sì, raccontare i fatti come sono andati.
Perché E ciò nonostante tu dici i pregiudizi... Ma il pregiudizio resta sempre. Vabbè, quello è tipico però di tutte le società. Rimane, no? insomma. Dà un po' fastidio questa cosa che, tipo adesso per esempio io sono appassionato di auto d'epoca, ho qualche macchina più o meno costosa, insomma, perché me le sistemo io, sono un restauratore anche di auto d'epoca, e la gente, non è la prima volta che sono anche rimasto male, questo qua è scemo. Ma ecco dove sono andati a finire i soldi, finalmente abbiamo visto dove sono andati a finire i soldi delle rapine di tuo fratello, no? E questo ti dà fastidio perché ti sei fatto un mazzo tutta la vita a lavorare, me lo sto facendo ancora perché io Anzi, prima delle dicevamo 8 di sera non arrivo mai a casa, arrivo sempre a casa stanchissimo perché gli anni insomma si fanno sentire. Diciamo anche pure miei. te hai rifiutato la scorciatoia che potevi avere davanti Sì, all'epoca. non per ci ho molti mai versi. creduto io. No, però che uno è fatto in un certo modo, non ci crede, però diciamo l'hai comunque rifiutata. L'ho rifiutata. Altro che i soldi delle rapine. No, l'ho rifiutata soprattutto perché anche ho visto che sono finiti male tutti. Non è una strada che ti porta a niente. Certo. Magari il guadagno immediato, ma poi lo paghi, insomma. E poi anche per principio, insomma, preferisco avere le mie cose, non andare a prendere quelle degli altri, capito? Anche se un giornalista svizzero, per esempio, mi ha fatto una domanda stupidissima. Ma allora, secondo lei, Facchinetti, è giusto fare le rapine in banca? Ma che domanda del cazzo mi fai? Come farò a dirti che è giusto fare le rapine? Sarebbe uno stupido. Però dico, col senno di poi forse è anche giusto. Perché, gli faccio sempre questo esempio, no? Rapinare, che uno vada a rapinare 300.000 euro a una banca, o che sia la banca che rapina un euro a 300.000 persone, è la stessa cosa, sempre furto è. Quindi, rapinatore di banche con la pistola, o banchieri senza pistola, sempre rapina, se vogliamo proprio. Lo svizzero non l'ha capita, visto che non so lì è se l'attività non so tipica se del l'ha suo capita. paese. Ecco. Infatti La banca, intendo, tutti neri, in quel modo. tutti i soldi in nero andavano a finire in Svizzera. Appunto. I svizzeri che fanno tante precisi, si è visto poi anche con le ultime cose che sono successe, di precisione non ne hanno neanche loro. E infatti in Svizzera non ci posso andare, ma ne ci voglio andare, perché è uno stato proprio che non mi piace, insomma. Emanuele, sai cosa rimane al termine, secondo me, di un racconto di questo tipo? Emiliano. Emiliano, scusami, non so perché mi è venuto Emanuele. Ma non sei lui, non sei lui. Siccome noi non tagliamo niente, va bene anche questa. Ti dicevo cosa mi rimane di questa storia, bellissima per certi versi, per me ricca, complessa. Mi rimane il senso di amore fraterno bellissimo, no? Che è una cosa veramente bella. Secondo, il profumo di una società che non c'è più, e anche il profumo, diciamo così, di una solidarietà, di una serie di valori che, per quanto nel crimine, chiamiamolo pure crimine, non so come vogliamo definirlo, però diciamo ti dà una struttura di personalità di persona. Certo. Oggi quello che vediamo intorno è il disfacimento, invece, anche dal punto di vista non solo della tenuta sociale, dei valori sociali, dei valori familiari, dell'amore fraterno, ma anche della criminalità. Sì. È tutto un altro ambiente, diciamo, no? Ma allora me lo chiedono tante volte in tanti, no? Però sai, poi eviti di fare eviti di fare polemiche perché rischi di passare per il vecchio di turno, dice ai miei tempi si stava meglio. Allora, secondo me si stava meglio, però evito di dirlo perché sennò fai la figura del vecchiaccio che dice una volta si stava meglio, adesso i giovani non capiscono niente. I giovani non è che non capiscono niente, sono diversi dai giovani di allora, insomma. Io preferisco i giovani di allora, ma avranno la loro buona parte anche quelli di adesso. Quello che vedo io è che c'è poca voglia di mettersi alla prova, sono molto teorici. Una volta i giovani erano meno teorici, andavano a spada tratta e via, e riuscivano quasi sempre, perché tanti giovani di allora hanno iniziato a fare i muratori, a fare gli elettricisti, qualcuno ha fatto il rapinatore, ha messo via soldi, si è aperto una ditta, perché ci sono anche quelle di situazioni. Qualcuno non è stato preso, è andato avanti, sono rapinatori che non sono mai stati presi, però soprattutto c'erano i giovani che avevano una volontà di fare qualcosa. Guarda, muratori, elettricisti, fabbri, idraulici sono quelli che ci mancano oggi. Guarda, io vado spesso perché a mangiare... con questa ubriacatura da intellettualismi, la scuola, l'università, le grandi idee, ci mancano poi quelli lì. No, che poi fra l'altro non sono ambienti anche piacevoli, nel senso io a mezzogiorno col mio lavoro
vado a mangiare in trattoria, le classiche trattorie che ci sono da noi, no? 10-14 euro, quello che è, si mangia bene e si trovano tutti, elettricisti, muratori, però sono tutti ragazzi dei 40, 50 in su. Non c'è stato ricambio generazionale, non avremo più muratori, non avremo più Questo qui è un elettricisti. dramma, Questo è No, non avremo più neanche rapinatori, che non è un dramma, è meglio. Però ecco, parlando di giovani, non c'è ricambio. Te hai individuato un problema sociale che diventerà sempre più grave, certo, in presenza anche di uno sfasciamento della società che è sotto gli occhi di tutti. Allora Emiliano, io ti ringrazio. Ma niente, ci mancherebbe. È Quando stata vuoi, una sono qua. conversazione. Mi sarebbe piaciuto coinvolgere anche Cristina, la tua compagna, che ha visto da fuori tante di queste cose di cui abbiamo parlato. Beh, insomma, ci sarà modo magari di risentirci. Intanto io ringrazio Emiliano Facchinetti, ringrazio Cristina che non si vede ma che ho avuto il piacere di conoscere, che è la tua compagna, che tante cose ha vissuto al tuo fianco e viverle, le spiega meglio. E viverle da fuori significa, secondo me, in molti avere casi, un punto di vista diverso. Viverle anche molto più intensamente e essere anche più sensibili alle ingiustizie, alle cose che non quadrano. Perché se una persona ti vuol bene e le vede da fuori, è ancora più sensibile a quello che non va. Sicuramente chi le vive da fuori ma ha contatto col diretto interessato ha due punti di vista e può valutare meglio l'uno e anche l'altro. E soffre due volte, perché soffre per la persona a cui vuoi bene, soffre per la cosa sbagliata in sé. Però te li descrive magari in un modo più equilibrato. Va bene, riparleremo. Intanto io ti ringrazio per questa storia, rimane il mistero di cui abbiamo detto, su Silvio Berlusconi. Vediamo cosa succederà. Io non è un accrocchio troppo complicato. Tu hai narrato di un mondo che alla fine è molto più bello e semplice. Certo. Teniamoci lì che siamo tra di noi. Sì, io ho scritto il libro, ho descritto la mia storia, quegli anni là, poi non pretendo niente, insomma, mio fratello è morto, anche se si venisse a sapere chi è il mandante, a me non avrebbe in tasca niente. Sicuramente non c'è più, perché era tutta gente più grande di lui adesso avrebbe 70 anni, quindi andiamo a cercare nell'impossibile, insomma, no? Grazie a Emiliano Facchinetti, il link al libro e al documentario li avete trovati qui in questa conversazione. Grazie a te. Avete ascoltato